Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Colpi di pistola a Palermo, la sparatoria al culmine di una lite, cresce l'allarme sociale per i ripetuti episodi di violenza in città. L'inchiesta sugli appalti per la rete idrica di Agrigento, arrestato un altro indagato e un dirigente del comune di Licata. Impatto fatale nella notte a Partinico, si schiantano in auto contro una saracinesca e muoiono 2 giovani, il decesso poco dopo l'arrivo in ospedale. Svolta nel caso dell'accoltellamento a Favignana, arrestato un 18enne che dopo aver ferito 2 persone aveva aggredito anche i 2 operatori del 118 che erano intervenuti. Il minuto di silenzio anticipato all'Albero Falcone durante la commemorazione della strage di Capaci, i manifestanti non volevano il confronto. Parcheggi contesi a Catania, il centro storico ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti sugli stalli a pagamento. Il primo nido di tartaruga caretta di quest'anno in Italia è a San Pieri, nel Ragusano. La spiaggia sciclitana, da poco bandiera blu, ospita 115 uova. La scusa sarà tra 2 mesi. Calcio, primi movimenti e le siciliane in vista della prossima stagione. Il Palermo e Dionisi sono virtualmente divorziati. Mimmo Toscano dovrebbe restare sulla panchina del Catania. Bentrovati, finisce a colpi di pistola una lite a Villa Grazia di Palermo. Pioggia di telefonate al 112, ma all'arrivo dei carabinieri i contendenti erano spariti. Cresce l'allarme sociale a Palermo. Maglio Viola. Paura in via Barone Scala, una piccola traversa di via Villa Grazia, strada centrale dell'omonimo quartiere di Palermo. Giovedì scorso, nel corso del pomeriggio, al culmine di una lite fra 2 uomini di cui non si conoscono le cause, uno dei 2 contendenti avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi d'arma da fuoco. Immediatamente gli abitanti della zona si sono chiusi in casa e sono giunte numerose telefonate al centralino di emergenza del 112. All'arrivo sul posto dei carabinieri e delle ambulanze, però, i contendenti erano scomparsi, avevano fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato indagini su quanto accaduto e acquisito le immagini di molti sistemi di videosorveglianza. Dalla prima ricostruzione sembra però che in questo caso il pistolero non avesse intenzione di uccidere o di ferire. I colpi sarebbero stati esplosi in aria. Sulle indagini verte il più stretto riservo e non si riesce a sapere se questo episodio possa essere collegato a un'altra vicenda di qualche settimana fa, quando i carabinieri sequestrarono un arsenale impedendo una spedizione punitiva dei ragazzi di Brancaccio contro quelli di Falsomiele. Villa Grazia infatti è un quartiere che sorge a monte proprio di Brancaccio. Cresce comunque l'allarme sociale per i ripetuti episodi di violenza in città. La strage di Monreale di qualche settimana fa sembra aver alimentato una paura diffusa e un senso generale di insicurezza a tutti i livelli, in giovani e meno giovani. Nuovo arresto nell'inchiesta sugli appalti pilotati e le tangenti ai domiciliari. L'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata, Sebastiano Alesci, già fermato a maggio per la procura di Agrigento, è una figura chiave insieme al deputato regionale Roberto Di Mauro. Sotto la lente diversi appalti milionari. Davide Sardo. Un nuovo arresto scuote l'inchiesta su appalti truccati e presunte tangenti in provincia di Agrigento. La squadra mobile ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare a Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Licata, già coinvolto nell'inchiesta e ora finito ai domiciliari. Alesci era stato arrestato lo scorso 14 maggio dopo una perquisizione che portò al sequestro di quasi 20.000 euro in contanti. Rimesso in libertà dopo un giorno e adesso di nuovo sotto accusa per un presunto ruolo chiave nel sistema corruttivo insieme al deputato regionale Roberto Di Mauro. Nel mirino della procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo, diversi appalti milionari, dal rifacimento della rete idrica di Agrigento alla riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata fino alla manutenzione della strada Salaparuta Santa Margherita Belice. Il procuratore Di Leo sottolinea come il sistema corruttivo abbia compromesso il regolare avanzamento delle opere, provocando ritardi ingiustificabili e danni alla collettività. Il quadro che emerge dalle indagini è tale da fare ritenere gravemente pregiudicato l'interesse della popolazione. Il rifacimento della rete idrica di Agrigento era stato finanziato nel 2015. Sono passati 10 anni e ad oggi, dice il procuratore Di Leo, i lavori sono in grave ritardo non per via dell'indagine, ma per un sistema compromesso. Ritardi, interessi occulti e il rischio di paralisi dei servizi pubblici, le indagini sono ancora in corso.
C'è stato un tragico incidente a Partinico, sono morti 2 giovani di 21 e 25 anni, l'auto è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro una saracinesca. Desiree Ferlito. Stavano rientrando a casa quando ancora per motivi da accertare l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è finita fuori strada in via Principe Umberto a Partinico, schiantandosi contro la saracinesca di un garage, sfondandola. Sono morti così Cristian Abate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21, entrambi del paese in provincia di Palermo. L'auto è pesantemente danneggiata, come vediamo da queste immagini girate stamattina. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di questo garage. L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico. L'impatto è stato violentissimo. I giovani sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Partinico, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 ragazzi. Scene di panico e disperazione da parte di parenti e amici. Dopo alcuni giorni di indagini, finalmente è risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana. Ai domiciliari è finito il 18enne fermato dai carabinieri dopo aver aggredito anche 2 soccorritori del 118 intervenuti per aiutare lui e altre 2 persone che erano ferite. Laura Spano. È finito ai domiciliari il 18enne che nei giorni scorsi aveva accoltellato la madre della fidanzata e il compagno, entrambi intervenuti per sedare un litigio scoppiato tra i 2. Ora il 18enne si trova ai domiciliari a Trapani, accusato di lesioni personali aggravate. Tutto è successo sulla più grande delle isole dell'arcipelago delle Egadi, Favignana. È notte fonda e i carabinieri vengono allertati dai medici del poliambulatorio che un giovane aveva aggredito 2 volontari del 118 della pubblica assistenza AMPS Paceco Soccorso, intervenuti per soccorrere lui e altre 2 persone raggiunte da diversi fendenti. La vicenda in quel momento sembra riconducibile solo allo stato di alterazione psicofisica del giovane. Arrivati alla guardia medica dell'isola, infatti, il 18enne aveva prima minacciato i 2 volontari con un coltello e un accendino, poi aveva iniziato a sferrare calci e pugni all'ambulanza fino a provare a metterla in moto per scappare via. Il giovane viene fermato dai carabinieri mentre la signora e il compagno venivano urgentemente trasferiti prima all'ospedale di Trapani e da lì a poco a Palermo. Le ferite ricevute avevano raggiunto diverse parti del corpo. Ora, a distanza di qualche giorno e dopo le opportune verifiche sul movente che aveva scatenato l'accoltellamento, il 18enne è finito ai domiciliari a Trapani. È polemica per il minuto di silenzio anticipato all'Albero Falcone sulla strage di Capaci. La sorella Maria dice: la memoria non è un cronometro, ma i manifestanti insistono e dicono non volevano il confronto con noi. Marco Gullà. Il 23 maggio continua a lasciare strascichi di polemiche. Questa volta a inasprire il clima è stato l'anticipo del minuto di silenzio sulla strage di Capaci, ovvero alle 17:58. Quando però è arrivato il corteo degli studenti alle 17:50, al grido di fuori la mafia dallo Stato, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso aveva già pronunciato i nomi di Falcone, Morvillo e degli agenti di scorta seguiti dal silenzio. Ne è scaturita un'ulteriore contestazione da parte dei partecipanti del corteo. Il minuto di silenzio, perché per noi è sacro il minuto di silenzio, per dimostrarvi che noi vogliamo fare memoria di Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, Vita Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Siamo qui per fare memoria. Non volevano il confronto, hanno detto alcuni manifestanti, puntando il dito contro i ministri presenti ieri alle celebrazioni del 33° anniversario della strage di Capaci, ovvero Nordio, Piantedosi e Giuli. Non c'era alcuna voglia di alimentare polemiche. È vero, il silenzio del trombettista è arrivato con qualche minuto di anticipo, ha invece detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso. Per noi la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni attimo della nostra vita. Un anticipo però anomalo. Non era mai accaduto che il silenzio in occasione della strage di Capaci fosse celebrato minuti prima.
La DDA di Reggio Calabria ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili di tipo biologico nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del giudice Antonino Scopelliti. L'avviso è stato notificato a 21 indagati, tra loro i vertici di Cosa Nostra Catanese e il gota dell''Ndrangheta. Dopo il fucile fatto ritrovare dal pentito Avola nelle campagne di Belpasso nel Catanese, accertamenti verranno effettuati sull'auto del magistrato. E adesso andiamo avanti, risse e duelli rusticani per contendersi i parcheggi a pagamento. Il centro storico di Catania è ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti e non mancano minacce e danneggiamenti. Tonino De Mano. Ci sono risse ogni sera con coltelli e bottiglie rotte. Dalla sosta selvaggia al parcheggiatore selvaggio, capace di assalire per pochi euro o di dare vita ad autentici duelli rusticani per accaparrarsi un'area di sosta già di per sé a pagamento. Bande di extracomunitari lottano tra loro, si azzuffano, si sfidano a colpi di bottiglie o oggetti contundenti per averne il controllo, una sorta di pizzo con tanto di appostamento alle macchinette. Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Luigi Sturzo e il triangolo del malaffare, e a farne le spese sono gli automobilisti. In queste immagini il vetro in frantumi di una macchina, con il proprietario forse colpevole di non aver soddisfatto le richieste degli abusivi, tra l'altro sulle strisce blu. Le bande di cittadini extracomunitari organizzate per clan nazionali che si dividono in pratica i proventi di un'attività illecita che è quella del parcheggio abusivo. Catania, terra di paradossi, non si smentisce neanche in tema di parcheggi. In meno di 100 metri sono presenti 2 parcheggi AMTS, uno presidiato e custodito anche di notte, l'altro lasciato al suo destino, focolaio di insicurezza e di illegalità, dove gli extracomunitari stranieri, specie nordafricani, entrano in conflitto con senegalesi e nigeriani. Noi qua abbiamo una problematica assurda che ci fa distinguere a 50 metri di distanza in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci siamo rivolti al presidente della MTS, all'avvocato Vittorio, uno stimato professionista, per chiedergli di risolvere la situazione, cioè così come custodito questo, custodire quell'altro. Evidentemente non è stato possibile esaudirci al 100%. Negli ultimi tempi, ad onor del vero, i controlli interforze sono aumentati, ma non bastano per frenare una storica piaga. Guasto all'impianto idrico a Trabie in provincia di Palermo. Da 4 giorni i rubinetti sono a secco. L'amministrazione comunale ha chiesto l'intervento delle autobotti e la protezione civile. Il guasto è al pozzo speciale. La fine dei lavori di riparazione è prevista per martedì 27 maggio. Ieri sera a Ortigia è stata presentata la collezione di abiti e costumi realizzati nel laboratorio sartoriale Le Tele di Aracne, un progetto di inclusione sociale che coinvolge chi è a rischio marginalità. Francesco Aloi. Dalla mise da giorno e da sera ai costumi, tutto realizzato a mano. Nella sfilata in piazza Archimede a Ortigia, le modelle indossano abiti speciali. È tutto cucito a mano, da chi è stato o è ancora in carcere, ma anche da chi ha subito violenza. Non pensavo di arrivare a questo punto perché non era il mio forte, però sto vedendo che ho non nascondo che ho delle doti, cucito. Ago e filo alla mano per cucire, ma anche per stare insieme e socializzare. Siamo colleghi, amici, confidenti a volte anche con i miei colleghi, con i professori anche, c'è un bel rapporto. E così, con questo progetto chiamato Le Tele di Aracne, hanno realizzato questa collezione. Oggi raccontiamo delle storie di persone che riannodano i fili della propria vita attraverso delle nuove creazioni, grazie a un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno. Da quasi un anno alla Borgata, in questo immobile confiscato alla mafia, si può trovare un nuovo punto di partenza. I nostri ragazzi vengono prima formati e poi introdotti in un ciclo di produzione. Imparano lavorando. Breve pausa, ci vediamo tra poco, parleremo anche delle tartarughe caretta caretta. A tra poco.
Il primo nido di tartaruga caretta di quest'anno in Italia è a Sampieri. La spiaggia ciclitana nel Ragusano, da poco bandiera blu, ospita 115 uova. La schiusa è prevista tra almeno 60 giorni. Veronica Barbarino. Le mamme tartaruga hanno scelto la spiaggia di Sampieri per depositare le loro preziose uova. Qualche giorno fa l'Arenile Ciclitano ha registrato il primo nido di tartaruga caretta in Italia per quest'anno, con ben 115 uova depositate. Questa mattina all'alba un'altra mamma ha creato il proprio nido per i propri piccoli. Le tracce sono ben evidenti, non è difficile riconoscerle, sembrano quasi il passaggio di un trattore. La tartaruga arriva, fa la camera dove deposita le uova e automaticamente poi ricopre. Quindi diciamo che abbiamo una parte dove troveremo un mucchio di sabbia che la tartaruga sistema per proteggere le uova, naturalmente. I volontari del WWF, come prassi, sono prontamente intervenuti per circoscrivere il sito della nidificazione. Sul posto anche i volontari del gruppo comunale di protezione civile, che hanno installato dei paletti e una rete di recinzione. Queste uova sono state spostate dalla biologa, autorizzate dal Ministero dell'Ambiente, perché inizialmente la tartaruga aveva depositato le uova in un tratto di spiaggia che purtroppo è a rischio di mareggiata. Quindi in questo caso si procede per metterle in un punto più sicuro. Adesso non ci tocca che aspettare almeno 60 giorni per la schiusa delle uova e la nascita delle tartarughine. E se durante la stagione vi capita di avvistare una tartaruga o le sue uova, non toccatele, ma chiamate la Guardia Costiera o il WWF. Restiamo sempre a Ragusa. 3.000 pediatri italiani e stranieri hanno assegnato le bandiere verdi alle località balneari più sicure e accoglienti per i bambini. 18 totali in Sicilia, 6 in provincia di Ragusa, che si piazza tra le province italiane con il maggior numero di bandiere. Ancora Veronica Barbarino. Mare non troppo profondo, assistenza ai bagnanti e spazio per giocare sulla sabbia e l'identikit della spiaggia a misura di bimbo in cui sventola la bandiera verde. In Italia ne sono state assegnate 150, 18 sono in Sicilia e ben 6 in provincia di Ragusa. A riconoscerle oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. La Costa Iblea le ottiene per le spiagge di Marina di Ragusa, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria e Ispica. Per quest'ultimo comune è un riconoscimento di consolazione vista la mancata assegnazione della bandiera blu nei giorni scorsi. Per numero di bandiere, inoltre, la provincia ragusana si piazza tra quelle italiane con il maggior numero, a pari merito con Teramo e Venezia. Per il resto della Sicilia, 3 bandiere sono andate in provincia di Palermo, 4 a Trapani, una sola spiaggia nel Catanese, nel Siracusano e nell'Agrigentino, 2 le spiagge ideali per le famiglie nel Messinese. Non resta quindi che dare adesso il via all'estate, garantendo anche ai più piccoli vacanze sicure e divertenti e ai genitori un soggiorno sereno. A Messina per parlare di grandi eventi estivi, di concerti, ma in chiave di ricaduta economica per il territorio. Pensate, per il doppio concerto di Vasco Rossi in programma tra meno di un mese non si trova più una camera libera. Francesco Triolo. Quasi come una caccia al tesoro, cercare una camera per alloggiare tra il 21 e il 22 giugno a Messina è un'impresa. Per rendersene conto è sufficiente andare su uno dei maggiori portali online di ricerca di alberghi e B&B e ci si rende conto come su quasi 700 strutture registrate ci sia posto soltanto in 5 ed a prezzi più che raddoppiati. Il motivo è presto spiegato e basta guardare il calendario degli eventi previsti in città, il doppio concerto di Vasco Rossi che richiama fans da tutta Italia ma anche dall'estero, Malta in particolare. E non è un caso perché una situazione del genere, sempre scorrendo quel portale, si riscontra anche per il 28 giugno, concerto di Cesare Cremonini, e per il 18 luglio, concerto di Ultimi. Insomma, per Vasco Rossi c'è il 98% delle strutture occupate, per gli altri due siamo quasi al 92%. Questo per comprendere anche il peso dei grandi eventi per il tessuto economico. Uno studio ha certificato come per ogni euro speso la ricaduta sulla città è di 7 volte. Ogni euro di ricavo da parte di questi eventi impatta per 7 volte sul tessuto, cioè su 1 milione di euro di incasso 7 milioni si riversano sul tessuto socio-economico, tenuto conto che un biglietto costa mediamente da 70 a 100 euro per 40.000, per 8 concerti capite bene il moltiplicatore a che cifre arriva. E Messina si conferma come una delle città del sud preferite per l'organizzazione di concerti di grande richiamo.
già per il 2026 sono stati annunciati Eros Ramazzotti e Geolier, per il 2027 sono stati bloccati 2 grandi artisti. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, primi movimenti in vista della prossima stagione per le società siciliane. Il Palermo e Dionisi sono ormai virtualmente divorziati. Ieri per il rosanero c'è stato il rompete le righe, così come per il Catania che deve ripartire dai punti fermi di questa stagione. Mimmo Toscano dovrebbe restare in rosso-azzurro, c'è un cauto ottimismo. Marco Gulla. Il Palermo e Alessio Dionisi, un divorzio già scritto e in attesa di essere ufficializzato. L'entourage dell'allenatore sta definendo la rescissione con la proprietà del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai play-off per mano della Juve Stabia, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Via Dionisi, in casa Palermo si pensa quindi al sostituto. Il casting è già iniziato da qualche giorno. I nomi più accreditati sono quelli di Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Osti rimarrà come direttore sportivo ma sarà affiancato da un collaboratore. La società rosanera ha intanto annunciato il primo movimento ufficiale in uscita. Il difensore danese Graves è stato ceduto agli olandesi del PEC Zwolle. Ieri per il Palermo rompete le righe e arrivederci alla prossima stagione. Stesso copione anche per il Catania. Ieri al Cibalino il tecnico Mimmo Toscano ha diretto l'ultimo allenamento della prima squadra. Un Catania deluso e ferito per una stagione di alti e bassi e che i tifosi speravano potesse continuare fino all'ultimo atto dei playoff, ma così non è stato. Mimmo Toscano potrebbe restare, c'è cauto ottimismo sulla permanenza dell'allenatore che non vorrebbe lasciare il progetto a metà. Anche il club ateneo sembra orientato a confermare Toscano, prossima settimana incontro tra le parti. E in vista della prossima stagione sta già lavorando a fari spenti il Trapani, che però come prima cosa vorrà evitare, tramite ricorso, di partire con un segno meno in classifica a causa del deferimento legato alla gestione finanziaria del club e all'utilizzo dei crediti d'imposta, un po' come è successo al Brescia in Serie B. Il presidente Granata, Valerio Antonini, promette battaglia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.